Cellulari che vanno a singhiozzo, difficoltà a trovare figure da inserire negli uffici, carenza di risorse. Come tutti i comuni dell'entroterra, anche a Varese Ligure e nello Spezzino non mancano i problemi da affrontare e cercare di risolvere a favore dei cittadini residenti. Per la nuova amministrazione del comune della Val di Vara, l'ultima in ordine di tempo è la questione del segnale telefonico, tanto che il sindaco ha scritto una lettera di reclamo alle principali aziende di telefonia mobile, chiedendo il ripristino del servizio minimo. Una richiesta finalizzata a scongiurare gravi problemi legati all'isolamento e a garantire la sicurezza e la salute pubblica della comunità. Altro fronte che il neosindaco sta affrontando è quello della mancanza di personale all'interno degli uffici comunali. Il personale degli uffici non c'è e quindi non puoi andare avanti in sostanza. Manca un geometra, manca un amministrativo, manca un contabile e quindi è un po' una situazione veramente precaria. Intanto non mancano i turisti, soprattutto stranieri, che hanno scelto di trascorrere il proprio tempo di vacanza in Alta Val di Vara. Sono state organizzate alcune iniziative culturali dalla Proloco, anche se le risorse economiche a disposizione per la promozione non sono molte. Grazie alla Proloco che si sta dando molto da fare e sono veramente orgoglioso di appoggiarla fortemente quest'anno. I piccoli comuni sono fortemente penalizzati dallo Stato, sempre più. E quindi le risorse sono sempre poche, il nostro territorio è il più vasto dopo Genova, dopo la grande Genova e quindi capite bene che è un lavoro veramente molto impegnativo. Io sono impegnato praticamente tutto il giorno su questo fronte e ci sto mettendo l'anima.